A morte sindaco e giunta comunale, per questo capannone. Questo il messaggio apparso a Piove di Sacco la scorsa settimana, una minaccia verso sindaco e giunta colpevoli, secondo l'autore del gesto, di aver permesso la costruzione di un nuovo supermercato. Dei privati hanno venduto un terreno commerciale ad altri privati e hanno realizzato un 10% della cubatura che era prevista, un intervento legittimo e che rientra nella legge regionale del piano casa, su cui i comuni non intervengono se non per le opere urbanistiche. L'autore delle minacce è stato identificato dai carabinieri. Si tratta di un 79enne del posto che si è giustificato dicendo che non aveva internet per sfogarsi. Si è giustificato dicendo che così avrebbe avuto più visibilità. Questa persona non si era resa conto di cosa aveva combinato, poi messo di fronte alle proprie responsabilità ha detto beh, ma non pensavo, non volevo, non credevo, e in verità il fatto in sé, magari ne parliamo oggi col sorriso, però è un sorriso amaro, perché la persona comunque dovrà rispondere alla giustizia per il suo gesto. Sì, perché sindaco e giunta non chiederanno un risarcimento diretto, ma che il 79enne faccia una donazione alla cooperativa sociale Magnolia. Il caso di Davide Giannella è solo l'ultimo di una lunga serie di minacce ed intimidazioni a sindaci ed amministratori locali, non ultimo lo striscione contro l'assessore Roberto Marcato. Io credo che questo debba far riflettere e debba portare tutti ad un abbassare i toni, perché se si gioca al rilancio, se tutti giocano al rilancio a chi la spara più grossa, gli esiti poi sono questi.